Ragazzi, oggi poker. Pokerino. Sì. Ci siamo? Ci sto. Che Gianluca è bravo. O si crede Gianluca? Aspetta. Buio. Buio. Buio, buio. No, però io me ne vado. Ce ne andiamo. Anzi, buio buio me lo prendo. Cari chef, cari giurati, vi presento Buio Buio. Carignano del Sulcis DOC Riserva. Un vino che nasce da uve selezionate da vigneti d'Alberello e da vigneti Cordone Speronato. Vinificato in acciaio e in legno. Insomma, un vino dalla doppia anima. Il sole e il mare della Sardegna in un'unica bottiglia. Buona sfida. Qui brancoliamo nel buio. Ma non è che è questa maglietta che ti fa dire queste battute? Ma no, questa maglietta è un regalo di una donna dagli occhi blu. Ma è San Valentino? Sì, dovrebbe essere San Valentino. Ma allora dai, Apri, dai. parliamo di un'azienda seria. Parlaci di questo vino. Una cantina veramente interessante, si trova nella zona classica del Carignano e ha delle vigne bellissime. Ha delle vigne sulla sabbia che sono fantastiche, ha una caratteristica molto importante. Il Carignano è una delle storie della Sardegna. Dopo il Cannonau si sta evolvendo sempre di più e ricorda veramente i vini della Francia e della Spagna, perché anche lì troviamo questo vitigno. Vedete questo vino, guarda. Una bella fluidità, un bel colore, non si può dire niente. Un vino fatto a regola d'arte. Senti che profumi, si sente un po' la nota selvatica che di solito è caratteristica del Carignano, è stata un po' addolcita, un po' ammorbidita. Sì. E quindi si sente questa frutta fresca, questo leggero sentore di vaniglia, questo speziato, veramente... Profondo Sulcis. Sì, sì, una bella battuta. Bella persistenza, si sente che è un vino che ha carattere, che è un vino ha una certa caratteristica. Bello fluido. Sì, bello da abbinare. Chissà cosa avranno preparato. A Questo è proposito. l'ultimo quarto di finale, quindi qua... Infatti. Ma chi cucina oggi per Oggi noi? c'è Mauro del Bliss e Daniele della Locanda di Leonildo. Questa è una bella sfida. Una sfida. Come tutti i quarti, non sappiamo le ricette, vediamo. Sembra facile abbinare a un rosso così. Dici, io non sono convintissima non di è questo così fatto. Enrica, andiamo a sbirciare un pochettino che cosa ci stanno combinando. Sì, dobbiamo anche Come ci intrufolarci un attimo perché ormai sono tutti Così mi segreti. svelate qualche segreto. Proviamo, ci proviamo. Andate tranquilli, io continuo a bere. Ciao Daniele. Ciao, buongiorno. Allora, un autore del Sulcis dice: sgorga il sole buio come la terra, e racconta la sua terra così. Tu come hai deciso di raccontare questo vino che racconta la nostra terra ai nostri amici a casa? Certo, io ho tentato di valorizzare un filetto di manzo fatto con una cottura a bassa temperatura. Non ci devi dire mica tutto, zitto, Ok. zitto, non svelare i segreti. Bravo Daniele, basta, così basta, dai che ci fai venire un po' di suspense. Mauro! E rieccoci, ciao Mauro. Buongiorno Davide, Tutto bene? tutto a posto. Allora, buio buio, ci devi illuminare. E qual è stata la scintilla
che è scoccata per Io illuminarci? ho voluto abbinare buio buio con un piatto di selvaggina e non vi svelo altro, poi scoprirete. Quindi qua ragazzi una bella sfida, eh? Ci sono dei profumi eccezionali. Ciao ragazzi! Buongiorno Daniele. Ciao, buongiorno. Non ti chiederò di svelarci nulla sul tuo piatto, però dacci una buona ragione per venire a trovarti da Leonildo. Per assaggiare una cucina un po' diversa rispetto alla qualità della Marina e poi anche per la bontà dei dolci di Leonildo, quindi mi sembra un buon binomio. Ci hai incuriosito parecchio, verremo a trovarti presto. Grazie e buon lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti. Vi vedo belli indaffarati. Una domanda, non avrete per caso intenzione di finire tutto il nostro formaggio Argiolas? No, non credo, è troppo. Siamo in tanti qua, vedi un po'. Comunque Mauro, una domanda. Non dirci nulla del piatto, però dacci una buona ragione per venire a trovarti al Bliss. Una buona ragione potrebbe essere perché si mangia bene. Una ragione in più? Un bel giardino all'aperto in centro città e quindi una bella location. Benissimo. E allora attendiamo la bella stagione e ti veniamo a trovare. Va bene, vi aspetto. Grazie. Ragazzi, Siamo curiosi? un minuto. Dai! Ragazzi, Daniele, vediamo dalla Toscana che cosa ci ha portato. Sono curioso, eh? Anche voi, Abbastanza. Sì. Bentornato Daniele. Cos'è? Bellissimo piatto, grande coreografia. Grazie. Daniele, raccontaci questo piatto. Allora, questo è un filetto di manzo cotto a bassa temperatura, poi ripassato in padella per dargli croccantezza, è stato avvolto da un filo di pancetta per dargli un po' di sapidità. Sotto troverete una crema fatta a base di scalogno, funghi porcini e mascarpone. E il tutto accompagnato da dei cardoncelli fritti e del carciofo fritto spinoso e dei petali di rosa rossa essiccati. Perfetto. Classico piatto da fare a casa. Sì, Assolutamente. Davide ha detto che Ha già ce preso lo fa. appunti. I petali di rosa che forse non va. Grazie Daniele. Daniele. Lo assaggiamo e ti facciamo sapere. Grazie mille. Grazie. Tocca a Mauro. Sì. Vediamo Il anche gioco si questa- fa duro, eh? Vediamo anche questa sorpresa. Bentornato Mauro. Grazie. Wow. Bel piatto. Che colori. Enrica, non vedi. Sì. Anche questo ce lo preparo. Raccontaci questo piatto. Oggi ho preparato un petto di colombaccio cotto a bassa temperatura con una demi-glace fatta dalle ossa con l'aggiunta anche del fegato. Poi ho preparato in abbinamento una purea di castagne, ho messo delle castagne arrosto, poi ho fatto un gel di frutti rossi e un'aria di frutti rossi. Piatto bello complesso. Hai preso appunti? Dopo lo rifacciamo. Ha detto che lo rifà a casa. Grazie Mauro, assaggiamo e ti facciamo sapere. Grazie. Cari giudici, prima della scelta schiariamoci un po' le idee con un po' di acqua smeraldina. Concordo. L'abbinamento con il corposo e seducente carignano buio buio della cantina Mesa ha regalato piacevoli sensazioni e decretato l'ultimo semifinalista di T-Chef. Ora attendiamo il parere dei nostri 3 giudici. Cari amici a casa, cari Daniele, cari Mauro, cari Gnano, e siamo arrivati alla decisione che è stata molto sofferta. È stato necessario arrivare quasi ai rigori per decidere chi l'ha spuntata, non è stato semplice e avete raccontato questo vino alla nostra terra in una maniera eccellente. Complimenti, vero? Assolutamente, tecnicamente i piatti erano eseguiti in maniera perfetta. Anzi, se dovessi trovare un difetto piccolo, forse uno dei 2 piatti era troppo delicato per questo vino. Vero, Enrica? Esattamente Luca.
L'alcolicità del vino ha prevalso in maniera eccessiva sulla grande delicatezza di un piatto, mentre si è accompagnata alla perfezione al piatto di manzo. Sì. Perciò Daniele, sei in semifinale, complimenti a entrambi perché i piatti erano strepitosi. Grazie veramente. Davvero. Complimenti. Daniele è l'ultimo semifinalista di T-Chef. Mauro e le sue ricette vi attendono al Bliss Food & Wine in via Paoli 25 a Cagliari. Grazie per averci seguito anche per questa puntata, seguiteci per le prossime su Videolina il sabato alle 15, seguiteci su Facebook e Instagram e mettete like. E mi raccomando, andate a trovare i nostri amici ristoratori, non rimarrete assolutamente delusi. Andate a trovare Mauro al ristorante Bliss e Daniele al ristorante Locanda di Leonildo. Sono terminati i quarti di finale, stanno iniziando le semifinali, per questa ragione dalla prossima puntata vi terremo compagnia un po' più a lungo e vi porteremo così in giro per i ristoranti rimasti in gara. Vi aspettiamo sabato prossimo e Ci vediamo in semifinale. ciao a tutti!